Bentornati a Momento Critico, il fantastico mondo del cinema a portata di tutti grazie ai consigli, agli aiuti del nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Sì, vabbè, ma quanti preamboli! Coco, il tempo se come il limone, stringe, Sì, dai! insomma, mi scusi se mi dilungo in questi complimenti, però io credo che il cinema abbia bisogno di guide come lei per essere compreso. Bravo, allora dilungati spesso, perché io sono una guida, ecco, guida è la parola esatta, anzi, alle volte mi definisco quasi un educatore, io anzi mi definisco educatore cinefilo. Educatore cinefilo mi piace molto, e un educatore cinefilo questa sera ci serve perché non guarderemo il cinema nella sua totalità, ma in un piccolo particolare. Stasera faremo la monografia di un attore molto famoso, ma del quale abbiamo bisogno di un suo parere. Questo attore è Nicolas Cage. Scusa, perché nella stessa frase attore Nicolas Cage non l'avevo mai sentito, per cui... Allora, io so che lei è critico, so che è anche un critico puntito, però mi raccomando... È puntito, amore, mamma mia, guarda, coi penoti, Nicolas Cage, complimenti. Nicolas Cage. Ci dica qualcosa su Nicolas Cage. Ma sai, alle volte si dice che un attore veste panni diversi per entrare proprio nel personaggio. Certo, si indossa i panni di un'altra persona, certo. Bravo, ecco, Nicolas Cage si è vestito sempre uguale, stessa maglietta, stessi pantaloni, cioè, dai, Nicolas Cage, ma siamo di scherzare, che ha fatto 200 film sempre con la stessa faccia? Beh no, è proprio la stessa faccia, no? Insomma, per carità, le espressioni non sono il suo forte. Senta, ecco. Le uniche espressioni che ha fatto Nicolas Cage che ha fatto elementari 2y-3, 4x-2, queste dopo elementari non ha fatto più espressioni. Possiamo dirla un po' meglio, diciamo che ognuno ha il suo stile. Per carità. A me mi suona a fianco come non sei che non capisse, sei che non deriva, è stessa roba, Così è offensiva. In realtà, per io carità. dicevo che Nicolas Cage magari non ha dalla sua parte l'espressione, l'espressività, però ha dalla sua parte sicuro. una serie di film famosi e grandi successi al botteghino di cui sarebbe interessante parlare. Quindi parliamo di Nicolas Cage, non so, a me mi sono segnato qua alcuni film, tipo Il mistero dei Templari. Il mistero dei Templari è il film che noi critici definiamo un po' come l'Indiana Jones dei baracche, quello tarocco praticamente. Non è proprio così, non sia così critico, mi raccomando. Oppure abbiamo anche 8 mm, Delitto a luci rosse. Quello è un film in cui una femmina coppa suo marito che però è mini dotato, da cui il titolo 8 mm. No, guardi, non dice questo. Torto, no, non dice questo la trama. E poi c'è Fuori in 60 secondi, che è uno dei miei film preferiti. Sì, è la storia dell'Inter in Champions League. No, guardi, non è, cioè, oddio, è la storia dell'Inter, però non è quella. Vabbè, lasciamo stare. Allora, le trame non sono il suo forte. Invece, volevo analizzare la trama di un film che lei conosce bene e che io credo sia uno dei film più belli sicuramente girati da Nicolas Cage. Che film sei? Il film è Con Air. Ce lo può raccontare, perché magari non tutti i telespettatori lo conoscono. No, certo, allora con lei intanto mi piace un sacco perché è tra i miei film, nella ristretta cerchia dei miei film preferiti. Credo che sia al 1448esimo posto. Ristretta proprio. Sì, è praticamente grande prova d'attore di Nicolas Cage, grandissima prova d'attore. Tanto il film parte che io praticamente... Beh, è un film, intanto come lo definiremo questo film? Perché magari... Drammatico? Beh, azione più che drammatico. Azione. Amore, un film con Nicolas Cage è sempre drammatico. Ma lasci stare Nicolas, per cortesia. Vabbè, Nicolas Cage fa parte di Con Air, il protagonista di Con Air, e io praticamente il film parte così, e io con questo mujer, con la sua bella ragazza che tra l'altro è incinta, aspetta una bambina, che festeggia, a un certo punto viene disturbato, fa una rissa, è coinvolto in una rissa, praticamente io poco pa uno per sbaglio, insomma praticamente viene arrestato ed è sconvolto. È sconvolto, sì, anche si vede dalla faccia di Nicolas Cage che la faccia è questa. Attenzione, guardio. Scusi, ma questa è la faccia sconvolta di Nicolas Cage. Ma il film prosegue perché dopo tutti i 14 anni che si fa in carcere, sto qua praticamente finalmente può uscire, finalmente può incontrare la sua splendida figlia che non ha mai visto. Immaginiamo la felicità. Felicità, ti immagini, guarda la faccia di Nicolas Cage felice.
Non la smetta, è uguale a prima. Ma praticamente c'appa un aereo, perché per tornare a casa c'appa un aereo dove dentro che sei tutti i super criminali, no dell'America, del mondo, tutti là dentro che aereo ha. Sì, esatto. E praticamente, chiaramente non è un volo tranquillo. No, ecco. decisamente è un no. volo che destabilizza vederlo ma così. guarda un po', ma chi lo avrebbe mai detto? Chi lo avrebbe Sì. mai detto? D'altronde è un Fatalità film. che insomma il film viene praticamente... Infatti si vede anche la faccia sconvolta di Nicolas Sì, Cage. c'è questa qua. Ecco, gliel'ho messo su un piatto d'argento. Quando praticamente l'aereo viene dirottato, Yu naturalmente salva tutti, Sì. e a fine finalmente incontra sua moglie e sua figlia ed è E le di può una abbracciare. il trionfo della felicità, e si vede all'espressione finale che Basta. naturalmente è questa. Basta, per piacere. Va bene, senta, è stato un po' troppo duro nei confronti di Nicolas Cage, ma accettiamo la sua critica. D'altronde il critico è lei e a me non resta che ascoltare, anche se a mio avviso Nicolas Cage è un attore da rivalutare. E allora, per voi che ci avete ascoltato a casa, vi invitiamo a vedere qualche bel film del nostro Nicolas Cage. E... Sì, guarda, niente, io lo dico perché bisogna essere anche onesti. I film con Nicolas Cage sono dei film de sé. Sì, beh, insomma, no, sono... No, de sé, sicuro, no, de sé. vabbè, sì, de sé. E se andavo a vedere un altro film era meglio. Ma no, ma sì, per cortesia, sì. ringraziamo il nostro Vianeo da Mestre, particolarmente cattivo questa sera. Grazie e alla prossima puntata di Momento Critico. Oh, psst. Comunque a me i film di Nicolas Cage mi piace tantissimo. Ma se l'ha offeso tutto il tempo. Ma serve per fare un fiato di cinema, no? Cioè, mi dico parole, ma tanto a me mi piace davvero tanto. Sì, ho capito, ma se Nicolas Cage guarda questa puntata, cioè vede lei che offende per tutto il tempo Nicolas Cage, cioè come che resta? Cioè che faccia fa a sentirla parlare così? Che faccia fa? Questa? Basta, per piacere.